E adesso passiamo a tutt'altra letteratura. E Francesco Bicca dell'Università di Firenze, che ci parla del fenomeno Math Girls di Hiroshi Yuki. E credo che ci dirà delle cose che non si sanno molto in giro, perché lui ha avuto corrispondenza diretta con l'autore, se non sbaglio. Sì. Buonasera a tutti. Sì, come ha detto il professore, vi parlerò... Sì, vabbè. Vi parlerò di Math Girls, un libro che ho scoperto dalla mia passione sia per il Giappone in generale, per i manga in particolare e per l'insegnamento. Math Girls è un romanzo sostanzialmente giovanile per adolescenti, è scritto da questo autore giapponese Hiroshi Yuki. Esistono molti romanzi, dove la matematica è più che presente, è predominante, e in particolare l'autore si è ispirato, a due libri che forse conoscete molto bene, Sarian Danvers di Knuth e Autosolve It di Polia, ma si differenzia da questi, che sono dei capisaldi, per mantenere uno stile molto appunto quasi adolescenziale, è molto didattico. E il libro, come vedremo, è veramente pieno di matematica, possiamo quasi considerarlo un libro di testo, poi vedremo degli esempi. Innanzitutto vediamo come nasce questo libro. Hiroshi Yuki è un programmatore abbastanza famoso in Giappone, ha pubblicato molti libri, io lo conoscevo per questo, però casualmente, molto seguito, pubblicò, così perché lui si diverte molto anche lui nell'insegnamento della matematica, si divertiva a pubblicare delle piccole storie dove sostanzialmente c'erano 2 o 3 personaggi che chiacchieravano tra di loro e si spiegavano degli argomenti di matematica. Quando iniziò a rendere pubbliche queste storielle, fece un successo inaspettato, questo nel 2004, e decise su consiglio dei suoi studenti e in generale dei suoi ammiratori di renderle omogenee e pubblicarle sotto un unico volume, con un filo conduttore unico, e nasce così Math Girls. Vedremo perché Math e vedremo perché Girls nel 2007. Da lì nasce poi tutto un filone di questi libri. L'ultimo teorema di Fermat del 2008, i teoremi di incompletezza di Gödel del 2009 e così via, Random Selection Algorithm, un libro tipicamente da informatico, e la teoria di Galois, l'ultimo pubblicato nel 2012. La pubblicazione di questi libri portò a un successo strepitoso, inaspettato, anche economicamente, e proprio recentemente, pochi giorni fa, gli è stato assegnato il premio dalla Mathematical Society of Japan, come miglior libro di divulgazione. Da qui sono stati tratti anche dei fumetti, dei manga famosi in Giappone, ed è per questo che all'inizio l'ho conosciuto, l'ho trovato quasi per caso, e l'autore ha deciso di adottare un disegnatore differente per ogni volume della serie, e per ora sono stati trasposti in fumetti i primi 3 volumi. Questi sono i primi 2 volumi di Math Girls, che è il libro sostanzialmente che parleremo oggi, fatti dalla disegnatrice Mika Isaka, molto giovane. Il secondo volume è stato trasposto invece da un disegnatore, un uomo, forse si vede dal tipo di disegno, mentre il terzo volume da un'altra invece disegnatrice, infatti le ragazze tornano a essere più innocenti e giocose. E queste sono le versioni inglesi attualmente disponibili. Abbiamo il primo volume, quello in alto a sinistra, di cui parlerò oggi, anzi ce l'ho pure qua dietro, potete anche farlo passare se volete dargli un'occhiata. L'ultimo teorema di Fermat, e poi vedete in basso a destra invece la traduzione inglese del fumetto del primo libro. In basso a sinistra è il traduttore Tony Gonzalez, una persona eccezionale che mi ha dato l'opportunità di poter usare tutte le immagini del fumetto in alta risoluzione, e lo ringrazio. Ma cerchiamo di calarci nell'atmosfera.
Siamo proprio nel periodo marzo-aprile, il periodo dell'Anami. L'Anami che sostanzialmente è la fioritura dei ciliegi in Giappone, è proprio una festa sostanzialmente che viene molto vissuta in Giappone. In particolare i primi di aprile, ci troviamo i primi di aprile perché comincia la scuola in Giappone i primi di aprile. Tutto il contrario d'Italia è cominciato in autunno, forse c'è un collegamento, ma comunque la scuola in Giappone, facciamo una piccola introduzione anche per capire meglio poi il racconto, diciamo, la vita dei nostri personaggi. La scuola in Giappone, come potete immaginare, è estremamente competitiva, i voti addirittura sono pubblici, nel senso vengono pubblicate addirittura delle classifiche nazionali, quindi potete immaginare i ragazzi. Le lezioni sono particolarmente, non tutti i casi, ma tipicamente sono uno a molti, diciamo, non c'è molta interazione con gli studenti da parte del professore, l'orario scolastico è bello lungo e dopo le lezioni ci sono i famosi club che forse molti di voi conoscono non so, cartoni animati giapponesi, si vedono sempre questi sport successivi alle lezioni, che però non sono obbligatori, ma la cosa divertente è che addirittura i ragazzi rimangono a scuola per pulire la scuola, in Giappone non ci sono i bidelli, non so se... Comunque, e oltretutto tornando a casa poi fanno ripetizioni private spesso fino a tarda sera perché in Giappone tipicamente non c'è l'esame di uscita come da noi, ma c'è l'esame di ingresso e quindi per entrare in qualsiasi scuola è molto difficile, quindi i test sono molto insomma, complicati. Passiamo ai nostri personaggi, come detto le immagini che vedete sono quelle tratte dal fumetto. Il protagonista è un ragazzo quindicenne, che appunto in questo primo giorno di scuola, durante l'inaugurazione, questa cerimonia tipica delle scuole private giapponesi, a proposito in Giappone tipicamente le scuole sono private, ci sono anche le pubbliche ma sono poco rinomate. Questo ragazzo, 15 anni, il liceo dura 3 anni in Giappone, quindi da 15 a 18, nel racconto inizia a parla con se stesso, non si sa mai il nome di questo ragazzo, probabilmente l'autore ha scelto questa tecnica per lasciare il lettore immedesimarsi nel personaggio e come vedete è abbastanza fissato tra virgolette con la matematica, cioè il primo ragionamento che fa 15, 16, 17, poi mi otterrò il diploma a 18 anni e inizia a vedere quali sono i numeri primi di 15, 16, 17, 18 e così via. E si sente, è anche un po' isolato, sostanzialmente lui pensa solo alla matematica, tant'è che pensa tra sé e sé cosa gli dirò adesso appena entro in aula e mi diranno presentati di fronte alla classe. Dice, i miei hobby includono la matematica e praticamente la matematica, dice, ma per favore, no? Il primo giorno di scuola, dopo la cerimonia ufficiale, si defila dietro la scuola, vedete sullo sfondo i ciliegi in fiore, e incontra una ragazza, anche lei che si era defilata. La ragazza, Miruka, bella ragazza, lui rimane subito un tantino affascinato, però tutto va, diciamo, forse come lui spera, nel senso, lei la prima cosa che gli dice, invece di salutarlo, è iniziare a dirgli una serie di numeri, e si aspetta che lui gli risponda continuando la successione. In questo caso, vabbè, il primo penso che lo conoscete, la successione di Fibonacci, la seconda è N la N, e gli altri due non ve li dico, così almeno magari vi divertite a indovinarli. Detto questo, ci sono comunque molti, diciamo, insegnamenti, tra virgolette, nel libro. Per esempio, la ragazza lo riscopre dopo qualche giorno che lui ancora sta pensando a queste successioni e gli dice ma ancora ci pensi? Dice ma guarda che in realtà non hanno alcun senso perché se io ti do un certo serie di numeri dopo può venire qualsiasi altro numero e questa effettivamente è una cosa che, per esempio, gli fa gli esempi, se io ti dico 1, 2, 3, 4, cioè tu mi dici 5 ma benissimo potrebbe essere 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, qual è il successivo, cioè a che punto io mi devo fermare, e purtroppo questi tipi di test ci sono ancora oggi nei molti quiz universitari e cose del genere. Questa cosa la uso molto a casa io, quando a scuola, diciamo, ho avuto una piccola esperienza di insegnamento, diciamo, lavoro all'università, però mi diverto ad insegnare, quindi... E poi ogni tanto compaiono questi, diciamo, tra virgolette, insegnamenti, dice non sai mai quello che può accadere dopo, no? In questo caso nel caso della successione, ma in realtà anche nel caso della vita, tant'è che c'è spesso questo collegamento tra gli avvenimenti, diciamo, amorosi di questo romanzo e la matematica.
E, insomma, inizia questa amicizia durante il primo anno di liceo tra Miruka e il narratore, e la matematica è molto presente nel libro. Questo appunto è tratto dal fumetto, quindi il libro è ancora più discorsivo e spiegato approfonditamente. Comunque, per esempio, qui ho riportato un esempio, c'è Miruka che è molto molto bravo, quasi geniale, e quindi tipicamente dà dei problemi da risolvere al narratore. Per esempio, in questo caso dice: descrive un metodo per sommare i divisori di un dato intero positivo n. E giustamente lui si sente un po' in soggezione dalla sua presenza. Per esempio, sarebbe nel senso del caso 6, per esempio 1, 2, 3, 6 sono i divisori e la somma fa 12, e supponendo di conoscere la scomposizione in fattori primi, qual è la formula per ottenere questa cosa? E vedete che la matematica è ben presente. Questa è sono 2 pagine del fumetto dove viene descritto, il narratore si mette a casa di sera, perché lui tipicamente di sera si diverte così, scrive tutto quello che, tra virgolette, pensa riguardo a quel problema. E quindi comincia partendo per esempio da un caso semplice, nel caso in cui l'intero è un primo alla n, perché era l'esempio che gli aveva sottoposto Miruka. Dopodiché cerca di generalizzare il problema, e questo è importante anche proprio per l'insegnamento, tant'è che io per esempio ho usato alcune parti di questo libro fotocopiate per i ragazzi della scuola, ovviamente chi sapeva l'inglese, perché la traduzione per loro è solo in inglese, e devo dire che hanno apprezzato alcuni passi. Quindi cerca di generalizzare il problema, quindi c'è tutta, diciamo, la costruzione della soluzione. Vabbè, qui non abbiamo tempo di leggere tutto, ma la cosa interessante è che spesso vengono mostrati anche gli errori. Per esempio, lui prova a dare una soluzione, ma si accorge che ha scritto una sciocchezza e lo dice: bah, no, questo è sbagliato, questa non è la somma di tutti i divisori, perché aveva esteso in maniera erronea il caso che valeva solamente per un primo alla n. Arriva a delle soluzioni, la cosa ancora più carina è che poi le soluzioni vengono pulite con Miruka. Per esempio, lui dà una soluzione abbastanza, tra virgolette, brutta a vedersi, che è quella che vedete in basso a destra, seppur corretta. Appena arriva in scuola, dopo scuola con Miruka si incontrano e lei dice: ma è un casino questa formula, guarda, adesso ti insegno il simbolo di produttoria, ti insegno la successione geometrica, la serie geometrica, e in poche parole la somma, l'espressione che aveva trovato il ragazzo viene ripulita e scritta in questa forma. Il tempo passa, finisce il primo anno di scuola, non ve lo racconto tutto, state tranquilli, poi alla fine perché questo è praticamente il primo capitolo. Passa il tempo, comincia il secondo anno, e iniziano a comparire altri personaggi. A parte Miruka, fa la comparsa del professor Muraki, che è il professore di matematica. Non compare mai in realtà, non parla mai, non si vede mai, lui si manifesta solamente con dei post-it che dà agli studenti più interessati alla matematica, su cui scrive non però delle domande vere e proprie, ma sostanzialmente degli indizi, tra virgolette, e poi sono gli studenti che devono elaborarci sopra per essere più liberi e non rispondere al classico problema di scuola. È interessante, nel libro si trovano molti ragionamenti su come vada fatto l'insegnamento, come deve essere un insegnante e così via, e sembra che il professor Muraki sia proprio l'incarnazione del professore perfetto. E forse questa è appunto anche una critica al sistema scolastico giapponese. Poi c'è la signorina Mizutani, che è la bibliotecaria dove vanno a studiare i ragazzi, e infine c'è un nuovo personaggio che compare, una ragazza del primo anno, mentre i ragazzi visti prima hanno cominciato adesso il secondo, che impareremo a conoscere. Vedete le scritte fuoco, terra, aria, acqua, perché si è ispirato agli elementi di Empedocle, l'autore, per descrivere i personaggi. Miruka, che è molto passionale e ha sempre molte idee, il professor Muraki, che è un punto di riferimento, mentre la signorina Mizutani, che aggrega e separa i ragazzi, perché è quella che li accoglie in biblioteca, ma è proprio quella che li caccia via, perché loro continuano a fare matematica fino a tarda sera. E qui la nostra tetra, questa ragazza che chiede al nostro protagonista di darle ripetizioni dopo scuola, perché lei, gli è stato sempre insegnato male la matematica alle scuole medie.
E qui è interessante questa frase presa dal libro, lei spiega i suoi problemi, dice sembra come se mi avessero messa in una stanza buio pesto con una piccola luce e io riesco solo a vedere vicino a me, ma non riesco a vedere la stanza nel suo complesso, e questo è spesso quello che accade per i ragazzi quando cercano di comprendere la matematica. E quindi qui cominciano poi nel libro tutta una serie di spiegazioni vere e proprie di argomenti di matematica fatte dal narratore a Tetra. Per esempio, per capire a che livello era, gli dice che cos'è un numero primo, no? Allora, la prima cosa dice no, vabbè, lei gli dice dei numeri, 5, 7, no? Dice no, ma io voglio una definizione. Dice una definizione, allora iniziano piano piano a costruire la definizione, prima partendo da cose a memoria, da come se li ricordava la ragazza, perché le avevano inculcate, tra virgolette, e poi il ragazzo gliele corregge, per esempio gli dice che 1 non è un numero primo, e anche la forma piano piano cambia con mano a mano, e a un certo punto però lei, personaggio, ovviamente questa non è proprio la prima cosa che gli spiega, inizia, diciamo, a evolvere, tra virgolette, Tetra, tant'è che gli domanda, dice, ma perché 1 non è un numero primo? Ci deve essere qualcosa dietro. E infatti poi quando l'autore glielo dice, lei rimane un po' tipo il teorema fondamentale dell'aritmetica, no? In inglese uniqueness of prime factorization, rimane un po' basita, che ovviamente poi dopo, questo è il tipico esempio che si fa, che io posso moltiplicare per 1 tante volte e la scomposizione non sarebbe più univoca. E ci sono 1000 altri esempi, dall'uso delle lettere, che spesso i ragazzi rimangono spiazzati, al famoso modulo, che è una delle bestie nere, non so perché, dell'insegnamento. Adesso non abbiamo tempo, però è molto bello come l'autore, partendo dalla definizione formale, che è questa che vedete del modulo, inizia a far uscire fuori, diciamo, tutti i dubbi a Tetra, per esempio perché c'è il segno meno, no? Se rende positivo insomma, il numero e così via. E infatti una cosa bella del libro è l'uso del dialogo. Tipicamente il libro è narrato in prima persona, i pensieri dell'autore, del narratore, e tutti diciamo, le relazioni con gli altri personaggi sono tutte sotto forma di dialogo, un altro omaggio, diciamo, al mondo greco, come tutti ricordano, insomma, senza scomodare la maieutica, ma insomma. Questo è un altro esempio preso da Tetra, per esempio per la risoluzione delle equazioni, dove gli mostra differenti usi proprio del segno dell'uguale, no? Identità, equazioni, definizioni, cose che spesso vengono confuse. I ragazzi guardano un'espressione, non capiscono se devono risolvere qualcosa oppure no. Oppure gli insegna l'importanza della forma nelle equazioni, cioè la classica forma moltiplicativa delle equazioni algebriche, in questo caso è un'equazione di secondo grado, permette sostanzialmente di risolvere un'equazione, scritta in questa forma un'equazione già risolta. Ed è bello come costruiscono pian piano il linguaggio formale, diciamo, almeno 1 deve avere uno 0 e così via. E dopo Tetra ci ripensa ogni tanto, dice quindi risolvere un'equazione in forma additiva uguale a 0 può essere difficile, ma problemi come forma moltiplicativa uguale a 0 sono super semplici, e vedremo che Tetra non dimenticherà questa lezione. Quindi in poche parole si mischiano le nostre vite di questi 3 personaggi, Tetra, che è la ragazza del primo anno, Miruka e il nostro narratore, tra la matematica, diciamo, e i rapporti, tra virgolette, sentimentali. È bello poi quando invece affrontano anche problemi più complessi, dati dal professore, diciamo, che cerca di invogliarli ad ampliare le loro conoscenze oltre quello che viene studiato in classe. Per esempio, riporto solo questo esempio del libro, in cui c'è Tetra che gli viene assegnato quell'espressione seno di x uguale sommatoria in k a 0 infinito, insomma lo sviluppo in serie del seno. Il narratore gli viene assegnato la somma dei quadrati dei reciproci, la somma dei reciproci dei quadrati dei numeri interi, mentre a Miruka la Z2, la Z di Riemann, però il professore non dice niente, nel senso è lei che deve capire, però Miruka è talmente brava che sa subito la soluzione, gliela dice,
Però il professore dice, vabbè, ma io non voglio sapere quanto fa, io voglio sapere, diciamo, insomma, che ne so, come ci arrivi, no? Costruisci qualcosa te. E queste parti sono tratte solo dal libro perché questa parte sul fumetto non c'è, il fumetto è leggermente di livello inferiore rispetto al libro, diciamo è un entry level rispetto a... E quindi giustamente Tetra non sa assolutamente cosa fare con questa espressione, perché dice, non so assolutamente cosa fare, dice, ma è qualcosa che devo risolvere, non lo so. Giustamente il narratore dice, guarda, credo che sia un'identità, nel senso l'idea è quella di trovare i valori degli A, dei coefficienti, per fare in modo che questa identità sia vera. E qui iniziano a introdurre la serie di Taylor del seno, però in maniera molto, diciamo, non formale. Per esempio iniziano a disegnare il seno, i grafici vengono molto usati all'interno del testo, viene disegnato il seno e l'autore cerca di invogliare Tetra a dare una risposta, ma insomma qual è il primo termine della serie? Dai, prova, guarda il grafico, infatti in x uguale a 0, chiaramente il seno deve fare 0 e quindi se io sostituisco nella serie x uguale a 0, chiaramente si vede che il primo termine deve essere 0. Qui poi si fanno anche battute proprio da matematico spiccio, dice non urlare 0 in biblioteca, dice scusa perché stiamo in biblioteca, no, perché 0 se ci metti il punto esclamativo diventa 1, lei ovviamente rimane un attimino basita, però diciamo la cosa va avanti, lui le spiega le derivate e a quel punto le derivate e fa vedere che c'è una ciclicità nella derivazione del seno e del coseno e invece un abbassamento di grado continuo nel caso del polinomio e quindi Tetra, facendo sempre la stessa cosa, cioè andando a vedere cosa succede in x uguale a 0, riesce a trovare tutti i coefficienti della serie. Ovviamente inizia a scrivere i primi e poi capisce che c'è un certo pattern, una certa continuità in queste forme. Che piano piano vengono ripulite e quindi piano piano compare la serie di Taylor come tutti la conosciamo. Ogni tanto gli scappano, dice mi piace, amo il modo in cui mi insegni le cose, ovviamente è molto timida Tetra, e a un certo punto entra Miruka in biblioteca e vede i nostri due, il narratore e Tetra, che appunto ragionavano di questi problemi e gli sottopone il problema di Basilea, che appunto corrisponde alla z di Riemann in n uguale a 2. Che cos'è il problema di Basilea? Come è descritto anche nel parte di testo, è un famoso problema che risolse Eulero agli inizi del Settecento, un problema sostanzialmente che consisteva proprio della somma dei reciproci dei quadrati dei numeri interi, che lo rese famoso, aveva solo 28 anni Eulero a quel tempo, si chiama problema di Basilea perché è la città natale di Eulero ed è la città oltretutto dei Bernoulli, della famiglia Bernoulli, che provarono a risolvere il problema ma non ci riuscirono. La cosa va avanti così, questa rimane una curiosità e Tetra il giorno dopo va dal nostro narratore e gli dice guarda, ho provato a fattorizzare il seno, no? Dice perché tu mi hai insegnato il seno com'è, i zeri dove ce l'ha e mi ha insegnato anche che quando io ho un polinomio lo posso scrivere in forma moltiplicativa. E quindi lei giustamente prova a scrivere l'espressione, diciamo, lo sviluppo in serie come polinomio infinito del seno, fattorizzandolo in questa maniera. Giustamente ha scritto tutti x meno lo 0, x meno lo 0, x meno lo 0, tutti gli zeri del seno, che ovviamente sono infiniti. Ovviamente l'autore gli dice, ma guarda che hai scritto una stupidaggine, perché il limite per x e tende a 0 di sin x su x, se lo fai in questa tua espressione, non viene 1, mentre tutti sappiamo che deve fare 1. In realtà Miruka rientra in biblioteca proprio in questo momento e gli dice, stai zitto, guarda, prova a scriverla così, non dare retta al ragazzo, prova a scrivere la fattorizzazione del seno in questa maniera, che è la maniera in cui la scrisse Eulero per risolvere il problema. Come vedete, praticamente mise a posto la costante moltiplicativa, in poche parole. In questo modo, scrivendo il seno di x su x come prodotto oppure come somma, possiamo eguagliare i vari termini. Il problema è trovare i termini di, per esempio, x quadro. E da qui si fa tutto come al solito si cerca sempre un pattern.
E quindi si inizia a moltiplicare tutti i termini di quella forma tra di loro e si vede che il termine in x quadro è dato dalla somma di tutti i coefficienti di tutti i termini moltiplicativi, vedete a più b più c e così via, che applicato nel nostro caso porta a quel termine, a quel coefficiente là sotto, che quindi possiamo uguagliare al coefficiente invece dell'espansione in serie del seno come Taylor, che è proprio quello che fece Eulero. E questo è il risultato. Pulendo un po' le cose esce fuori proprio il risultato cercato, cioè la somma dei reciproci dei quadrati degli interi è proprio uguale a π quadro sesti, e da qui c'è un'esplosione di gioia dei ragazzi. Questo è bello perché spesso il libro cerca di dare una visione, di scoprire la matematica in maniera, la bellezza della matematica, però senza usare diciamo appunto esempi troppo complessi o simili. Un'altra cosa interessante che può servire appunto per usare questo libro anche per i ragazzi è degli schemi riassuntivi che vengono riportati. Non ci si concentra tanto sul calcolo in sé spicciolo quanto sul ragionamento che viene fatto per risolvere i problemi. Nel caso del problema di Basilea, per esempio, si vede nella parte sinistra la carta di Theta, cioè lo sviluppo in serie del seno, in serie di Taylor, a destra sostanzialmente la fattorizzazione del seno, e mettendo queste due cose e uguagliando i vari coefficienti si ottengono vari risultati. Per esempio nel caso di x quadro, π quadro sesti, che è proprio la soluzione del problema di Basilea, che era la carta che Muraki aveva dato al narratore e a Miruka. Detto questo, diciamo, questo ringrazio l'autore che mi ha fatto uno schizzetto, diciamo, me l'ha mandato, questo è proprio scritto da Hiroshi. Ci sono moltissimi altri argomenti solamente nel primo volume, per esempio le soluzioni delle equazioni del campo complesso, le funzioni generatrici, la forma chiusa delle successioni di Fibonacci ottenuta con le funzioni generatrici, la disuguaglianza aritmetica geometrica, la matematica discreta e cammini su reticolo, che è una cosa tipica dell'informatico anche, serie armonica, infinità di numeri primi, eccetera, 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 che non vi sto a dire, scopritelo da voi. Però è finito il tempo, come ci dice la signorina Mizutani, e quindi grazie per l'attenzione a tutti. Sì, sì. Grande interesse, sì, il professore Michele mi chiede per quale motivo, cioè mi chiede se c'è una ragione per quale questo libro, per la quale questo libro ha attratto così successo. In realtà non lo so, me lo sono chiesto anch'io, perché effettivamente diciamo, è sostanzialmente un libro di matematica, cioè, sì, ci sono queste storie adolescenziali, ma immaginate un ragazzo che legga un libro del genere, si trova un po' spiazzato, insomma, almeno io mi riferisco a quelli che conosco io di ragazzi. Comunque, non lo so, secondo me il successo è stato più per persone più adulte, nel senso, appunto, anch'io l'ho apprezzato tantissimo, appunto, ho letto anche il secondo, forse non lo so, forse fa calare il lettore in una realtà molto, diciamo, forse a chi piaceva la matematica quando era studente, e questa è un po' una favola in fondo, no? Questo ragazzo tutto solo che parla solo di matematica e si ritrova due ragazze bellissime in giro che parlano solo di matematica e stanno sempre attaccate a lui, diciamo. E infatti non c'è nessuna connotazione di tipo, diciamo, nel Math Girls del titolo, nel senso, non è che spesso magari uno può pensare girls nel senso, perché finalmente le ragazze fanno matematica. No, secondo me è solo, diciamo, una favola, è una bella favola per questo ragazzo stare in questo ambiente, non lo so. Tutto qua. Va bene, grazie.